William Shakespeare è nato in Sicilia. Martino Juvara, dopo 50 anni di ricerche, ha trovato le prove che la famiglia Florio, sfuggita alla Santa Inquisizione a Palermo e trasferitasi a Messina, dava alla luce il giovane Michelangelo Florio, che nel corso di questa sua vita avventurosa cambiava nome a Londra diventando Shakespeare e regalando all'umanità quella enormità di opere che lo hanno reso famoso in tutto il mondo. A Messina Michelangelo Florio cresce e viene istruito presso il collegio del ginnasio che gli dà il diploma in latino, greco e storia. Quindi il nostro Michelangelo, quando parte da Messina, ha un'istruzione di alto livello ed è un bambino prodigio perché si diploma a soli 16 anni. Proprio in questi giorni l'Espresso ha lanciato una opera dedicata a Shakespeare in 15 film su CD, 15 riduzioni teatrali riprodotte su CD e alcune delle quali tradotte da Quasimodo, altre da Montale e ancora Pandolfi, Chinol, Bosetti, Carraro, Calenda, D'Amico, Wilcock, Serpieri e Agostino Lombardo. Questo lancio in grande stile di queste opere di Shakespeare coincide però con il documentario di Rai 2 di alcuni giorni fa, sembra quasi fatto apposta. Se poi andiamo a vedere chi sono gli editori, troviamo la BBC, la Rai 3, il canale internazionale della Rai, e ovviamente Repubblica e l'Espresso. Questo significa che non è stato casuale il video dedicato alla storia di Shakespeare siciliano, ma è stato fatto proprio in coincidenza di questo lancio pubblicitario. Ancora una volta, di questo lancio editoriale, ancora una volta Shakespeare viene utilizzato, lo Shakespeare siciliano, con questo scoop per lanciare dei prodotti editoriali italiani, prodotti poi in collaborazione fra Italia e Inghilterra. Questo è il primo volume dedicato proprio a Otello, che esce nel giorno della festa degli innamorati, cioè il 14 febbraio, giorno di San Valentino. Un altro romanziere ha dedicato un'opera a Shakespeare, però in questo caso la collaborazione con Martino è chiara e anzi l'autore ringrazia il professore Martino Juvara nelle prime pagine del libro. Da questo possiamo capire come un'ulteriore operazione di mistificazione di questa Sicilia, di questi grandi personaggi siciliani che vengono utilizzati dall'editoria mondiale per vendere video, per vendere prodotti editoriali, lanciando dei falsi scoop, perché questa storia di Shakespeare siciliano si conosce da oltre 20 anni e, se vogliamo, è anche una questione che risale già all'inizio, quando morì Shakespeare. Molti non volevano riconoscere la sua identità inglese e quindi la questione shakespeariana nasce molti anni fa. Una cosa che si sottovaluta sempre è l'importanza di Messina in questa storia di Shakespeare. Invece Messina all'epoca era un punto fondamentale, come tutta la Sicilia. Dalla Sicilia partivano tutte le crociate, da Messina si formavano le flotte, quindi la città era in quegli anni la più potente città del Mediterraneo. Da qua partì la flotta per Lepanto
si formò la gigantesca flotta che andò a vincere a Lepanto. Quindi proprio negli anni in cui Shakespeare era qua, il nostro Michelangelo Florio, la città era al massimo della sua potenza militare e mercantile. Non solo, ma nel 1548 Sant'Ignazio di Loyola aveva fondato in questa città la prima università dei Gesuiti al mondo. Quindi questa città era, dal punto di vista culturale, dal punto di vista anche militare, una delle più importanti città del mondo. Mentre nel video che fanno vedere su Rai 2 in Voyager viene fatta vedere l'Università di Padova, dove forse Shakespeare tornò per fare degli studi nel periodo tardo delle sue opere, però. Quindi viene messa in risalto l'Università di Padova e viene completamente nascosta l'Università di Messina, che era altrettanto importante anche a quel tempo. Florio individuava una famiglia che era in fuga, la famiglia Florio, però anche una situazione generalizzata a quel tempo, perché molte famiglie che si opponevano al sistema della Chiesa che chiedeva vendite di indulgenze e promesse di paradiso a pagamento venivano immediatamente bollate dall'Inquisizione e quindi diventavano perseguitati e dovevano scappare per evitare di finire sul rogo. Tutto questo è ben chiaro, è molto evidente, inconfutabile anche senza ulteriori studi su Shakespeare. Le prove trovate sono un'infinità e anche i nomi e le ambientazioni delle scenografie corrispondono spesso alle città visitate da Shakespeare, cioè Michelangelo Florio.